di spalla, qui il controllo di Peleggi che è riuscito a servire il compagno e poi arriva il gol, il vantaggio del Tony Ponzi Investigazioni, un cross, un tiro rasoterra e poi la rete del Tony Ponzi Investigazioni. Va ancora con la rimessa lunga, il colpo di testa a spazzare, poi il controllo del numero 99 Perazzoli che ha servito di sponda, un altro tiro di Davide Bettinelli. Lo scarico, il tiro di Giovagnoli, cambiata la palla sempre sulla fascia destra, porta palla Bettinelli e c'è il miracolo qui di Ilario Soncini. Bettinelli si muove ai limiti dell'area, poi deve scaricare, invece decide di portare palla, azione personale di Bettinelli e poi alla fine sul suo tiro che arriva la beffa, l'autogol del Franco Picchiapò, 2-0 del Tony Ponzi Investigazioni.